Di nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento con a voi la linea, è il giorno in cui scatta oggi il Green Pass. Ne parliamo in particolare per quanto riguarda i concerti all'aperto. Al pubblico verrà richiesto di presentarlo obbligatoriamente all'ingresso per partecipare, una novità che non trova impreparati gli organizzatori di eventi come Renato Pontoni, che con la sua Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG promette spettacolo all'Arena di Lignano Sabbiadoro per il 14 di agosto. Renato Pontoni, annunciamo un evento ricordando l'obbligatorietà del Green Pass, perché anche all'Arena Alpeadre di Lignano Sabbiadoro c'è questo obbligo. Come vi state preparando? Stiamo preparando facendo quello che la legge ci dice di fare, quindi Green Pass obbligatorio o tampone nelle 48 ore prima. Questo vi mette un po' in difficoltà o eravate pronti a questa novità? Era nell'aria e quindi dobbiamo per forza adeguarci a queste disposizioni che sono nazionali e quindi noi siamo pronti a fare uno spettacolo comunque bellissimo. Evento all'aperto, ricordiamo l'Arena Alpeadre di Lignano Sabbiadoro dal 14 agosto, comunque anche qui ci sarà l'obbligatorietà del Green Pass. Temete una richiesta limitata per il Green Pass oppure no? Al momento com'è la situazione prenotazioni? Beh, le prenotazioni per fortuna vanno bene, non sappiamo ancora in una settimana quello che succederà, abbiamo dei posti limitati come ci dice il regolamento, quindi distanziamenti, e facciamo tutto quello che si può fare per essere a favore della legge, però abbiamo uno spettacolo talmente bello, talmente importante, talmente unico nel suo genere e quindi aspettiamo tanta gente. Anche perché voi avete un sistema di sicurezza che vi garantisce il controllo del Green Pass. Beh, certamente abbiamo una società che si occupa dei filtri e quindi siamo tranquilli sotto questo punto di vista e appunto essendo così tranquilli non vogliamo fare altro che uno spettacolo. Ecco, parliamo dello spettacolo. Come viene organizzato? Già c'è stata la serata a Udine, ma questa sarà ancora con un'atmosfera diversa perché all'esterno è una location diversa. Beh, il Giovanni da Udine certamente è una location prestigiosa all'interno, adesso noi andiamo a Lignano all'Arena Alpeadre, altra location molto bella, molto prestigiosa, chiaramente l'acustica sarà diversa perché le due cose sono diverse, ma siamo pronti a fare uno show davvero unico con 30 musicisti, 5 cantanti, uno spettacolo con effetti speciali che non vediamo l'ora di portarlo in scena. Un grande concerto con musica di che genere? Musica anni 70-80 che il nostro forte, la Ceghedaccio Symphony Orchestra si esibirà appunto con questo repertorio che fa ormai da 30 anni, però in questo caso non si potrà ballare, tutti seduti, dal vivo, una location appunto come già detto bellissima e la musica che riprende gli artisti più famosi, da Barry White, agli ABBA, agli Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, John Miles, ce ne sono tantissimi, uno spettacolo fantastico. Ci saranno delle prove prima a San Vito al Tagliamento? Sì, ci saranno diverse prove che hanno già cominciato a fare in una settimana per questi 30 musicisti con tutte appunto le sezioni fiati, le sezioni archi, la sezione ritmica, cori, quindi c'è tanta roba per arrivare pronti il 14 agosto all'Arena Alpeadria. Per chi fosse interessato l'acquisto dei biglietti dove li trova? Li trova su ticket1.it fino al 13 e poi il 14 direttamente al botteghino dell'Arena Alpeadria. Voi vi siete organizzati anche con questi flyer non solo in italiano ma anche in tedesco, c'è la possibilità quindi di un pubblico che arriva anche dall'estero? Beh, certamente l'orchestra piace molto, comunque è uno spettacolo internazionale, quindi abbiamo pensato agli austriaci, ai tedeschi, agli sloveni e quindi abbiamo fatto uno spettacolo per tutti. E ora parliamo di un nuovo logo per unire le due camere di commercio di Udine e Pordenone. Due pilastri di un ponte che attraversa un fiume è stato presentato nella sede dell'ente camerale di Udine. Presentato in Camera di Commercio a Udine il nuovo logo delle Camere di Commercio appunto di Udine e Pordenone, due pilastri che sorreggono un ponte che a sua volta attraversa un fiume. Ne parliamo con il Presidente Giovanni Da Pozzo, quindi finalmente avete trovato questa unione che si rafforza anche attraverso un simbolo. Sì, l'unione si rafforza prima sulle persone, poi sugli statuti e poi sui simboli.
Quindi questo è un simbolo molto importante, sono due piloni belli robusti che insieme rappresentano quasi l'80% dell'economia. C'è un bel ponte che quindi dà la possibilità di tutti i ponti creano sviluppo, e sotto abbiamo un fiume che può essere identificato come fiume tagliamento, che nel passato era visto come un elemento di divisione, invece questo è un elemento che unisce. Quindi al di là di questo storytelling del simbolo, direi che i rapporti sono molto forti, sono molto buoni, abbiamo evidenziato tutte le società partecipate dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, sono moltissime in tanti settori che evidenziano il peso e il ruolo che ha questa Camera nell'economia e nella società della nostra regione. I rapporti interpersonali sono molto forti e questi sono la base di tutti i ragionamenti che si sono sviluppati, che si sviluppano e si svilupperanno nel futuro. Ecco, tra l'altro le Pordenone e Udine insieme raccolgono una percentuale molto alta di aziende, no? Addirittura oltre il 70% delle aziende di tutta la regione, quindi l'unione fa la forza. Certo, il 75% delle imprese sono all'interno di questo territorio, il 92% del territorio è all'interno di queste due Camere, quindi praticamente quasi tutta la regione, e questo ci dà un senso è un onere e un onore. L'onere è un senso di responsabilità che dobbiamo affrontare soprattutto su quello che sarà il post pandemia, sperando che il termine post sia il più giusto e più adeguato. Ecco, tra l'altro insieme, mettendovi insieme anche i finanziamenti, l'importo destinato ai finanziamenti per fare interventi sul territorio può anche essere più consistente, può pesare di più. Sì, quest'anno nel bilancio camerale ci sono 7 milioni a disposizione del mondo delle imprese, di varie iniziative e quant'altro, quindi bandi, già iniziative come Pordenone Legge oppure altre iniziative sul territorio di Udine, quindi gli importi sono significativi, pur chiaramente considerando che dopo il taglio del diritto camerale non c'è più la disponibilità di un tempo, però direi che ce la mettiamo tutta. Ecco, possiamo fotografare un attimo la situazione attuale, visto che siamo ancora in emergenza Covid, dal suo osservatorio, polso della situazione? Il settore manifatturiero in molti comparti sta andando bene, le esportazioni delle imprese friulane sono significative, stanno riprendendo i valori, diciamo, ante Covid. Il turismo nelle località balneari, da quello che sappiamo, ha dei buoni risultati, quello in montagna altrettanto. Il commercio in alcuni settori è più in difficoltà, in altri settori ha sempre mantenuto anche nel periodo del Covid una sua performance, pensiamo al settore alimentare, al settore legato alle costruzioni, quindi alla casa, pensiamo al settore del benessere farmaceutico, non hanno avuto, diciamo, quei picchi che hanno avuto altri comparti, però tutto è legato a un punto di domanda di come questo diavolo di virus si comporterà nel prossimo futuro. È chiaro che la vaccinazione è l'elemento più forte per contrastarlo. Ecco, a tal proposito, un suo pensiero sull'introduzione del Green Pass. Il Green Pass, se serve per far sì che la gente sia più sicura nell'andare in un ristorante a vedere una partita, a vedere un evento, lo vedo positivamente. Di certo non si può pretendere però che chi ha un bar, chi ha un ristorante diventi anche lo sceriffo e vada a fare quello che non gli compete. E soprattutto il termine sanzioni, quando qui c'è da fare un'opera di persuasione, di moral suasion, quindi far capire anche anche con dei ragionamenti che devono essere capiti, perché non tutti sono Novax per principio, ma ci sono anche tante persone con diciamo istruzioni specifiche nel settore della medicina che hanno dei dubbi
Quindi il dubbio è un qualcosa che va affrontato positivamente, quindi bisogna ragionare, far capire. Ecco, il mondo delle sanzioni, il mondo legato ai divieti o quant'altro lascia sempre un po' di amaro in bocca, soprattutto quando ricade sempre sugli stessi settori che sono quelli stati più colpiti durante i lockdown. Bene, ringraziamo il Presidente della Camera di Commercio di Udine Pordenone, Giovanni D'Apozzo, e dalla Camera di Commercio appunto di Udine è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie allora Isabella Gregoratto. Il mondo sta affrontando la peggiore crisi economica dalla seconda guerra mondiale, lo racconta Carlo Cottarelli nel suo saggio L'inferno e ritorno. È stato ospite ieri a Lignano agli incontri con l'autore e con il vino. Cerca di raccontare la crisi che stiamo vivendo e una parte per ricostruire da questa crisi. Ecco, ne usciremo. Sì, dunque, ne stiamo già uscendo, nel senso che la fase di rimbalzo, cioè tornare dove eravamo nel 2019, è in corso anche abbastanza rapidamente. Credo che per il primo trimestre del 2022 saremo tornati sul livello in cui eravamo nell'ultimo trimestre del 2019, prima del Covid. Poi da lì in poi bisogna vedere, dipende dalle riforme che facciamo, eccetera, eccetera. C'è un principio guida in questo libro che è il merito, tornare alla meritocrazia. Sì, un principio importante, purché si parta da un punto di partenza che è uguale per tutti, cioè che si dia una possibilità a tutti, altrimenti se vinci una gara di 100 metri perché parti con 30 metri di vantaggio non è merito. Ecco. E questo è un po' il problema dell'Italia, pare di capire, che è molto bassa a livelli di meritocrazia. Sì, forse alcuni dicono si punta poco sul premiare il merito perché non ci sono punti di partenza uguali, allora diamo i punti di partenza uguali, soprattutto con la pubblica istruzione che deve essere rafforzata, e poi premiamo il merito. Ci rivediamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. Bentrovati, seconda parte di A voi la linea, che apriamo andando di nuovo da Isabella Gregoratto, perché ci facciamo da lei raccontare del sopralluogo da parte del sindaco Fontanini questa mattina alla biblioteca Ioppi di Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori della Biblioteca Civica Ioppi di Udine, dove oggi l'amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo per valutare l'andamento dei lavori di sistemazione e di ristrutturazione dell'edificio. Con noi il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. In questo momento ci troviamo praticamente al piano nobile, nella sala lettura della Biblioteca Civica Ioppi. Quanti di noi sono passati, no? Proprio per queste stanze, in questo palazzo? Sì, questa è la biblioteca storica della città, siamo nel salone dove ritorneranno i libri e quindi ritorneranno le persone a leggere, a consultare i libri. I lavori sono terminati, adesso dobbiamo riportare gli arredi, alcuni quelli che c'erano prima, altri nuovi, per rimettere in pratica in funzione questa biblioteca storica importantissima, è una delle biblioteche, penso, la più grande che ci sia in regione, e quindi è giusto, dopo questi mesi di lunghi lavori, adesso la ripristiniamo e la torniamo a aprire al pubblico, agli appassionati e ai lettori, che sono moltissimi nella città di Udine. Avete già idea di quando potrà essere fruibile nuovamente? Ma io penso che entro l'autunno sarà fruibile, perché adesso, ripeto, facciamo un po' di pulizie, riportiamo gli arredi e quindi verrà resa aperta al pubblico. Ecco, ci saranno delle particolarità nuove, no? Si sono aggiunte praticamente alle caratteristiche che aveva già la biblioteca dal punto di vista architettonico e ambientale. Sì, il lavoro è stato molto impegnativo, perché siamo dentro un edificio storico del 1700, abbiamo sistemato alcune parti, abbiamo messo gli ascensori, abbiamo superato le barriere architettoniche per permettere a tutti di entrare in questi spazi, e adesso amplieremo alcune aree, ad esempio la biblioteca della lingua friulana, la letteratura del nostro Friuli sarà ampliata, ci sarà una sala dedicata a Carlos Gorlon con proprio la sua scrivania e i suoi libri che daranno lustro ancora a questo luogo e soprattutto a questo grande scrittore che era di Udine e che ha dato celebrità anche alla nostra città.
Ecco, questa sala dedicata allo scrittore Carlos Ghosn sarà raggiungibile anche attraverso una storica scala a chiocciola, di quelle che siamo abituati a vedere anche nei film, nei romanzi. No? È come immergersi sia nella storia che così anche nella fantasia. Sì, questo è un luogo che ha tanti elementi storici, tra cui anche questa scala a chiocciola in ferro battuto, che è una cosa molto bella, ma ci sono poi nell'ingresso le statue dei grandi della cultura friulana, in più c'è anche in mezzo Dante Alighieri, quest'anno è l'anno di Dante, quindi è un luogo frequentato e che ricorda ancora gli illustri letterati di un tempo. Ecco, all'interno anche sarà realizzato un angolo bar con un giardino pensile. Sì, c'è il bar che quindi per chi vuole un momento di ristoro dopo aver letto qualche bel libro potrà trovare a lato questo bar che darà la possibilità insomma, di andare anche poi su una terrazza e guardare un po' di panorama della città di Udine. Da qui si può vedere anche la prima parte dell'ascensore a vetri realizzato. A questo primo tratto ne seguirà un altro. Sì, adesso abbiamo realizzato e ultimato il primo tratto, ci vuole anche il secondo, è un secondo lotto, sarà la stessa metodologia di ascensore a vetri che porterà sul piazzale del castello. Altre caratteristiche proprio per quanto riguarda la documentazione, per quanto riguarda il patrimonio storico che è presente nella biblioteca di Udine? Ma qui ci sono testi fondamentali per quanto riguarda la storia del Friuli, ma non solo, anche la letteratura italiana. Abbiamo la fortuna che i nostri antenati hanno conservato, hanno preservato questi documenti della letteratura e che fanno parte del patrimonio della Ioppia. Adesso elencarli veramente diventa una cosa, però ci sono testi medievali, testi più recenti, ma tutti di grande valore. Ecco, per accedere alla biblioteca, un'ultima cosa, sarà necessario, come per accedere a tutte le strutture, ai musei della città, il Green Pass. Sì, ci vuole il Green Pass perché la legge e lo Stato ha imposto questa regola. Chi entra nei musei, chi entra nelle biblioteche deve dimostrare di aver fatto la vaccinazione o di aver fatto un tampone e quindi di essere una persona immune dal coronavirus. Questo per garanzia di tanti frequentatori che dovranno, secondo me, ritornare presto a frequentare anche le nostre biblioteche. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini qui dal piano nobile della Biblioteca Civica Ioppi di Udine. È tutto, restituisco la linea allo studio. Allora grazie ancora a Isabella Gregorato, noi ci spostiamo in chiusura a Montenars per un'opera di disboscamento a cura di Giant Race Foundation. Con il legno degli alberi caduti dalla tempesta Vaia verranno create delle barriere naturali. Questo intervento di ingegneria naturalistica fa parte della serie di Forest Summer School che la Giant Trees Foundation ha dedicato alla didattica, all'istruzione dei ragazzi, dei volontari per recuperare i danni da Vaia. Abbiamo lavorato ad Ampezzo, a Moggio, a Sappada, ora siamo in comune di Montenars, dedichiamo una settimana per ogni sito e qui cerchiamo appunto di spiegare ai ragazzi che cosa si può fare per aiutare il bosco, aiutare la foresta quando succedono questi disastri. Quindi siamo intervenuti in questo contesto perché la tempesta Vaia aveva abbattuto alcune piante, in questo caso acacie, che crollando poi hanno cominciato a provocare una frana che ha interessato anche la strada sottostante. In questo modo anche la possibilità di passare per gli automezzi, per i veicoli, ma anche per chi volesse semplicemente godere del bosco era stata praticamente annullata. E quindi abbiamo fatto un progetto di ricostruzione del bosco, iniziando quindi ad adoperare i legni che sono caduti, a scortecciarli, a prepararli per fare appunto queste opere di ingegneria naturalistica, questi contenimenti misti appunto fatti di legno, fatti di terra, fatti di sassi, che permettono il contenimento della frana. A latere di questo poi sulla parte a monte verranno reimpiantate nuove essenze che dovranno ricostruire il bosco e anche queste serviranno a contenere appunto il terreno con le loro radici.
In questo contesto, appunto, nelle Forest Summer School, ricordo che appunto possono partecipare volontari, studenti, universitari, dove poi alla fine di ogni giornata lavorativa, che comunque è piuttosto pesante perché lavoriamo circa 8 ore, si fa una lezione, alcuni tecnici di varie regioni, ma anche di varie discipline, che però sono sempre connesse con quello che è il bosco, con quello che è l'albero, vengono a raccontare la loro esperienza e a spiegare a questi ragazzi, a questi volontari, che cosa stanno facendo e il perché è importante in questo momento, in questo preciso momento storico, intervenire all'interno dei boschi per renderli più forti, più stabili e più resilienti, anche forse scegliendo delle piante diverse rispetto a quelle che erano state piantate parecchi anni fa o a quelle che saranno o che dovranno essere utilizzate appunto nel futuro. I cambiamenti climatici appunto purtroppo hanno reso ancora più evidente la fragilità del nostro sistema boschivo. Dobbiamo quindi imparare quelle che sono le tecniche migliori per aiutare il bosco, ma nello stesso tempo aiutare anche noi stessi, aiutare quella che è la nostra sussistenza, perché ricordiamo che appunto dalla foresta poi ricaviamo legno, ricaviamo ossigeno, ricaviamo benessere e ricaviamo anche un minor dissesto idrogeologico che anche nel nostro territorio è assolutamente molto importante. Ho intrapreso questo campus per consolidare le mie conoscenze. E la Forest Summer School mi è stata consigliata l'altro anno dalla mia scuola, che è l'Istituto Tecnico Agrario, e per piacere personale, per aumentare le mie conoscenze, quest'anno ho scelto di partecipare alla seconda edizione della Forest Summer School. La finalità di questo lavoro è quello di permettere una migliore qualità del terreno, facendo delle opere di ingegneria, e dopo quello di impiantare delle piante più resistenti che ci sono state fornite dal vivaio regionale. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata, arrivederci.